Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la prima giornata di ritorno, nonché la 14ª del campionato di Serie C2 Girone A. Oggi ad affrontarsi Palermo Futsal Club, squadra di casa, e il Jason, formazione che oggi ci fa vedere anche due nuovi acquisti. E che acquisti? Stiamo parlando di Parrino e di Monteleone, due arrivati dallo Sporting Alcamo e che hanno giocato sicuramente in categorie sicuramente migliori della campionato di Serie C2. Intanto vi mostriamo lo scoreboard con il risultato, poi ricordiamo sempre che il cronometro inizierà a girare all'istante in cui ci sarà il primo pallone toccato, però prima c'è un momento per il minuto di silenzio. E con il fischio del signore Sebastian Colletta può finalmente iniziare questa partita. Vediamo quale sarà il quintetto di mister Gentile. Vediamo subito Chinnici, Pisani, Nicchia, Franco e Calì tra i pali. Sicuramente Orlando Parrino fa dunque il suo esordio, forse anche sarà anche il primo a toccare il pallone. Infatti sì, perché va lui dritto a battere questo calcio d'inizio. Adesso vediamo contezza anche degli altri calciatori. Si tratta sicuramente di Salvatore Milazzo con la 10, nonché capitano della formazione alcamese. D'altra parte invece il capitano, ricordiamo, è sempre Vito La Fiura, però questa volta un po' come nella scorsa contro gli Emiri parte da fuori. E dunque aspettiamo il fischio iniziale, signor Colletta, che arriva adesso e inizia anche il match con il primo tocco subito del Jason con Milazzo, pressione alta di Franco che va immediatamente a pressare, dare fastidio un po' al suo diretto avversario. Completare, vediamo Ferrara, vice capitano di questa formazione, con la numero 8, e poi con la 17 Guido Lamia, che adesso è subito in duello con un altro numero 17, ovvero Nicchia. Parrino, anticipo di Chinnici, non è pulitissimo. Pisani, Franco. Bisogna capire anche la decisione di mister Gentile su chi sarà il pivot di questa formazione, perché vediamo sia Nicchia che Pisani. Al momento sembrerebbe il classe 2005 a partire un po' più avanzato, con Pisani leggermente laterale, però vedremo nel corso dei minuti se ci sarà questa conformazione o magari ne vedremo un'altra. Al momento Nicchia ad esempio è il centrale dietro, ma è chiaramente per il giro del possesso palla. Franco, Pisani cerca un dribbling su Parrino, molto bravo qui a rubare il tempo e lo spazio, soprattutto alle 12 Rosanero, che torna dietro da Chinnici. Avanza Lorenzo Chinnici, nel frattempo Nicchia, secondo palo, Pisani e sbuca perfettamente come un fantasma Antonio The Dream Pisani. Fa 1-0 dopo 1 minuto e 18 secondi. La sblocca immediatamente qui Antonio Pisani, portando in vantaggio i rosanero con un gol a secondo palo, beffato anche il portiere Orlando, che non è riuscito a fermare l'avanzata dei rosanero, con Pisani che qui è arrivato puntualissimo, secondo palo, grande palla di Nicchia che continua a brillare dopo la tripletta nello scorso match in Coppa. Arriva anche il suo quinto assist stagionale, nella fattispecie 3 in campionato, 2 in Coppa. Insomma, un andamento ottimo per il giovane giocatore arrivato dall'Otero San Giovanni Battista e che adesso insomma sta brillando sempre di più partita dopo partita. Uno dei colpi del direttore sportivo Giorgio Buffa.
Chinnici va verso il centro del campo, appoggia da Franco, poi palla dentro con il tocco di petto di Lamia, in questo caso è stato molto molto bravo, poi palla subito in verticale, Nicchia aveva chiuso anche la diagonale, questo era un pallone verso Ferrara con il numero 8 che non ci è arrivato e di conseguenza pallone regalato al Palermo Futsal Club che riparte con Chinnici. Nicchia, Chinnici esce bene dalla pressione, attacca la porta, Nicchia dentro l'aria quasi, Milazzo chiude lo spazio, è molto bravo qui. E dunque calcio d'angolo, vediamo come lo batte qui Pisani, battuta corta che invece si fa scavalcare dal pallone, c'è anche Parrino che lì però sembra nettamente in vantaggio, non getta nemmeno il pallone. Nicchia, Pisani, per lui nono gol in stagione, 8 in campionato, uno solo in Coppa, è un attaccante da campionato qui Pisani, lo sta dimostrando, rimanendo sempre in tema gol. Manca sicuramente l'apporto di Gabriele Gennaro, infortunato, ma i rosanero sanno la sua importanza. Nel frattempo parliamo di Gennaro ed è anche appena arrivato al campo, insomma, non l'abbiamo visto, non l'abbiamo notato, forse l'abbiamo chiamato, chissà. Nel frattempo Gennaro quindi si attende il suo ritorno perché in zona gol sta un po' mancando. Nicchia, dopo il pallone recuperato, poi cerca la porta, c'era Franco in mezzo che chiedeva il pallone, sorriso un po' ironico dell'attaccante che invece ha cercato la porta. Palla lunga, Chinnici di testa, Pisani si va a rubare il pallone, può calciare! Ed è pareggio del Jason con Ferrara, il vice capitano di questa formazione. Buca Calì, non perfetto Pisani in fase di stop ed è 1-1 dopo 4 minuti. Andiamo! Un pareggio arrivato subito per il Jason che si è fatta trovare immediatamente su una disattenzione difensiva di rosanero, due squadre che non sono abituate a subire molti gol perché il Palermo Futsal Club è la seconda migliore difesa con 43 gol subiti, 44 invece quelli del Jason. Pisani si gira, calcia, va giù, non c'è nulla, forse accusa un colpo alla coscia, ma Di Gara ha fatto cenno di continuare, adesso si capisce un po' con i suoi avversari, tutto ok, dunque si ritorna con Chinnici, Pisani si fa rubare ancora il tempo da un ottimo Ferrara che avanza, Franco, bravissimo, poi Parrino allarga per Milazzo con la punta e Calì con altrettanta punta riesce a non far arrivare il pallone sul secondo palo, potevano essere guai, nel frattempo Franco commette fallo su Parrino, calcio di punizione. E non fa niente. Sarà quindi calcio di punizione, vediamo se va Parrino, lui che ha un destro molto molto preciso, tanti gol con lo Sporting Alcamo, quest'anno infatti ha iniziato la sua stagione proprio in Serie B con la formazione alcamese, adesso il trasferimento in C2, 2 categorie di differenza, giocatore sicuramente abituato a palcoscenici più importanti, sempre molto utile in zona gol. Adesso il Jason che forse ha avuto un po' di difficoltà a segnare, ora probabilmente si risolleverà con il Parrino che cerca subito la porta, poi va lì e Pisani invece non commette fallo, rimaneggio, forse un colpo al quadricipite con Franco che mette il pallone fuori anche su indicazione di Calì che è sempre molto corretto, dice i compagni di interrompere un attimo il gioco. E dunque quando sono passati 6 minuti, risultato di 1-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili, una gara fin dall'inizio molto entusiasmante, 2 reti, una per parte, Ferrara da un lato, Pisani dall'altro. Nel frattempo non si stanno muovendo giocatori in panchina né da una parte né dall'altra, anzi no, in realtà sì, per il Jason in particolar modo si sta scaldando Ripario, scusa, con la numero 22, però non è nemmeno l'unico in realtà. Invece Mister Gentile sta resistendo con quei cambi, ma noi conosciamo tanto bene il Mister e sappiamo che solitamente nei primi 10 minuti è un po' difficile che lui cambi qualcosa, si fida del quintetto iniziale, dunque dà anche tanta fiducia. Chinnici con Parrino, imbucata a cercare Nicchia, molto bravo qui la mia a chiudere con un buon anticipo. Parrino, Ferrara tiene bene il pallone, Parrino si gira, va sul destro, può calciare, si ferma Pisani, molto bravo qui nel contrasto, Franco con la sua posizione, lo ottiene adesso con Pisani, secondo palo Orlando, molto bravo qui a rimanere dritto in porta sul palo e a fermare tutto contropiede. Parrino prova a rientrare Chinnici, sempre molto attento a non fare
a non concedere spazio quel numero 10 con Calì che adesso torna da Nazareno Franco. C'è anche la carica da parte del vicepresidente Pazzaia che sentiamo gran voce caricare proprio i calciatori. Nicchia prova un passaggio in mezzo, ancora una volta deviazione, e questa posizione di Nicchia al momento sta dando tanto fastidio alla formazione alcamese, perché lo vediamo partire da pivot ma in realtà allargarsi sul versante di destra soprattutto, proprio così. Infatti è arrivato il gol con Pisani da 2 passi, gol semplice d'attaccante ma che in realtà non è mai facile da fare. Nel frattempo Parrino intercetta il pallone dopo il regalo di Franco, va sul destro sinistro, Pisani molto bravo qui a fermarlo, poi chiama a gran voce un fallo che però il direttore di gara non ha sanzionato, dunque fa continuare Chinnici. Pisani, secondo palo, Ferrara, poi c'era Franco pronto ad intervenire. Ancora una volta questo tipo di azione funziona per il rosanero e al momento è forse l'occasione più cercata dalla squadra di mister Gentile. Chinnici, Nicchia, palla dentro verso Pisani. Nel frattempo ne approfittiamo per dare un po' di statistiche, perché il Palermo al momento è prima in classifica con 30 punti in campionato, ne ha invece 19 il Gesan con il 6° posto al momento, una formazione che ha un grande andamento in trasferta. Difatti la seconda squadra in questo campionato ad aver collezionato più punti, ben 13 dei 19 totali. Insomma, una squadra che forse fatica un po' all'interno del Palagrimaudo di Alcamo, ma che in realtà in trasferta ha fatto vedere grandi cose. Ha vinto difatti nei campi del Pioppo, ma anche del Città di Bisacquino. Sono squadre sicuramente tra le più attrezzate di questo campionato, e quindi adesso cerca un tris di vittoria in trasferta quest'oggi per continuare la propria marcia. E sicuramente l'acquisto di Parrino, uno su tutti ad esempio, non può che far presagire proprio questo. Nel frattempo Pisani, Chinnici, Nicchia, bravo qui nel controllo, poi nuovamente da Chinnici si inserisce sempre Nicchia, però si torna da Pisani, si litiga un po' col pallone e poi riesce a servire Nicchia, sempre pressato da un momento ottimo Ferrara. Sarà quindi rimessa dal fondo. Nicchia, Franco. Nel frattempo si sta riscaldando anche Emanuele Fiorentino, che potrebbe essere uno dei primi cambi. Nicchia cerca pallone in mezzo, fermato, diciamo Fiorentino, che al momento è anche il miglior marcatore rosanero in campionato, chiaramente, perché la Fiura lo ha superato, ma complessivamente 16 gol per la Fiura contro i 15 di Fiorentino. Insomma, al momento i migliori marcatori rosanero sono fuori entrambi. Mister Gentile gli darà sicuramente una chance tra qualche minuto, perché si stanno riscaldando. Fiorentino, grande protagonista dei match passati, espulso invece nell'ultimo incontro con il Fuzzalemiri in Coppa, e dunque dovrà scontare. Poi intanto Nicchia prova un mix tra un tiro e un cross con Orlando, che infatti adesso carica un po' i suoi dicendo di svegliarsi un attimo. Nel frattempo dentro Monteleone, anche per lui un esordio quest'oggi, un grande acquisto. Nel frattempo mister Gentile, sentiamo chiamare il capitano la Fiura, che si è alzato adesso. Vediamo al posto di chi, probabilmente per Nicchia, con Fiorentino che invece forse entrerà al posto di Franco, o per Pisani, chissà, vediamo. Chinnici in anticipo, Franco va in avanti con Milazzo, poi intervento irruento da parte di Lamia. Nel frattempo la panchina roseno si lamenta perché voleva che ci fosse un intervento precedente, ossia quello sempre su Franco da parte di Parrino, però se non abbiamo visto male non c'è nulla però in questo caso, quindi calcio di punizione poi successivo, l'intervento dopo con Chinnici. Adesso si parla con Pisani, nel frattempo sono pronti ad entrare Fiorentino e Di Chiara, e dunque i cambi dovrebbero essere abbastanza palesi, Pisani e Franco. Però vediamo se mister Gentile ci regalerà una giocata delle sue, magari con un cambio diverso. Chinnici libera, Franco cicca la conclusione, il 14. Nel frattempo Chinnici chiama la difesa e dice di tornare dietro, perché c'è lì davanti Parrino, che comunque è un avversario molto duro da fermare. Qui Chinnici è molto bravo nell'anticipo, però Pisani guarda la porta, calcia con Franco che la tocca, l'ha sporcata ma non l'ha deviato in porta.
e si riparte dunque con la mia, taglio alle spalle, qui molto bravo Chinnici, recupera l'ennesimo per la sua partita, poi Franco contropiede, mette dentro Nicchia, guarda volta, Nicchia, Orlando, poi Nicchia di testa, fermato dalla mia, Chinnici apre verso Pisani, c'è sempre dentro Nicchia, cerca invece un traversone, palla in calcio d'angolo, e proprio d'Orlando Nicchia ha trovato il suo primo gol in C2, si trattava della gara di andata, ricordiamo, 3-5 il risultato, con la prima rete punto di Nicchia, poi in gol anche Chinnici, La Fiura, Gennaro e Franco. Chinnici, passaggio un po' rischioso, ha sempre la meglio però il 10, che poi apparecchia per Pisani, apre Nicchia, poteva forse anche calciare, poi deviazione, calcio d'angolo. Nel frattempo continuano ad aspettare sia Di Chiara che Fiorentino, che adesso dovrebbero fare il loro ingresso a momenti, due dei protagonisti invece della sfida contro l'Odoro San Vincenzo, soprattutto Fiorentino con una tripletta da stropicciarsi gli occhi, soprattutto uno dei gol in particolare, quello con un tocco sotto morbidissimo che ha trafitto le portieri, in questo caso Prestigiacomo dell'Odoro San Vincenzo. Insomma, adesso vediamo come entrerà in partita Franco, Chinnici, c'è Pisani dietro, cerca invece la porta, pallone fuori dopo 13 minuti, 1-1 il risultato, gara molto molto divertente. Milazzo, anticipato Parrino da Chinnici, Franco va sul destro e calcia, Orlando mette la mano, mette anzi il guantone ed è calcio d'angolo. Nel frattempo si continua ad aspettare per i cambi, ormai attendono da un po' di istanti. Chinnici finta, va sul destro nel suo piede, infatti cerca un appoggio mancino, c'è però uno spiraglio. Franco, Chinnici, Franco finta, va sul destro, la mia lo porta verso l'esterno, poi sbaglia tutto qui Franco, forse anche un pizzico stanco. Nicchia prova a fermare l'avversario, poi tocca con il quadricipite, la tiene lì Franco, c'è mezzo Pisani, palla di ritorno, Nicchia la controlla, Nicchia è scivolata sul pallone di Milazzo, ottimo il suo intervento, contropiede, Parrino la mette giù, rientra Parrino, può calciare, Chinnici lo vuole ostruire come può, poi conclusione di Milazzo, fuori, tanta potenza, poca precisione. Dentro Franco, anzi fuori Franco insieme a Pisani, dentro Di Chiara e Fiorentino, tocca il primo pallone, quindi il 27 Emanuele Fiorentino, uno dei più ricercati in campo dai rosanero. Fiorentino subito, infatti si fa vedere, dice a Nicchia di attaccare un po' prima il secondo palo perché la palla stava arrivando ed effettivamente è anche arrivata, è arrivata però soprattutto una deviazione. Fiorentino con Parrino lo porta sull'esterno, seguito un po' con le braccia in realtà il numero 19, Chinnici apre molto bene per Di Chiara, non si sono però capiti due, adesso con Fiorentino e Di Chiara vedremo un po' più di velocità in campo. Ripario dentro anche soprattutto Capitan Vito La Fiora, lui che è il miglior marcatore rosanero, 16 gol in stagione divisi tra campionato e coppa, un andamento, è una stagione incredibile del capitano che in settimana ha parlato anche ai microfoni della società dicendo appunto di stare realizzandosi una grande stagione, non soltanto lui ma il collettivo, ma che adesso comunque nonostante il titolo di campione d'inverno sia importante per il morale, bisogna guardare, tanto La Fiora calcia in porta, diciamo, bisogna guardare poi le giornate di ritorno perché sarà altrettanto importante. Poi uno scontro con Ripario che ha avuto la meglio sulla Fiora nel duello, poi Calila tocca, si chiedeva un tocco da parte del giocatore alcamese, non per il direttore di gara che invece ha indicato il calcio d'angolo. Poi conclusione tentata, anche respinta da Di Chiara. Monteleone cerca di dare un po' di ordine in campo, Milazzo, palla al centro, qui sbaglia Riporio. Fiorentino, sempre molto tecnico, Di Chiara prova il tacco, non ne riesce, poi Monteleone commette fallo ed è calcio di punizione. Sei ridicolo, sei! Nel frattempo è entrato anche con l'A21 Antonino Stellino, che lo vediamo sul versante mancino. Siamo lontani, dai! Sarà quindi calcio di punizione con Monteleone. Signore, però velocizziamo.
Di Chiara va giù. Chinnici, Fiorentino. Palla di ritorno, Fiorentino col destro, palla sull'esterno. Orlando fa cenno ai compagni, va a lungo, la Fiora chiude con un ottimo aggancio, adesso va in avanti Vito La Fiora, si ferma. Chinnici La Fiora, un duo inossidabile, tante partite insieme, non soltanto con il Palermo Futsal Club, anche nelle passate stagioni con Delfini, Studio De Santis, San Martino alle Scale, insomma. Ha fatto tante partite. Chinnici sceglie il destro, poi mette dentro. Qui Monteleone fa una giocata molto rischiosa ma anche ben fatta, perché con un velo batte sicuramente Di Chiara, ma anche un po' Orlando che non si aspettava forse questa soluzione, sicuramente non ci aspettavamo noi. Milazzo riceve il pallone, contrasto di Fiorentino, poi salita un po' con le braccia, torna dietro da Calì. Di Chiara, Chinnici, La Fiora va incontro, allargandosi un po' al capitano rosanero numero 9, Fiorentino, vediamo come punta, sceglie La Fiora, soluzione giusta da pivot. Chinnici, Di Chiara di prima, Fiorentino di prima ancora verso Di Chiara che va giù ed è calcio di rigore, è andato giù qui Di Chiara, grande palla di Fiorentino, anche giallo per Stellino. Nel frattempo vediamo chi batterà il calcio di rigore, perché forse va Fiorentino, perché si è preso lui il pallone. Vediamo se il 27 batterà. Sicuramente non La Fiora, che si è un po' allontanato. Sta sistemando il pallone Fiorentino, poi si mette un po' davanti Milazzo, anche per un po' infastidire. Questa è un po' anche l'esperienza, è giusto così. Giallo dovrebbe essere stato per Stellino, se non abbiamo visto male. E Orlando è un portiere molto alto e quindi non sarà facile batterlo. Vediamo Fiorentino come calcerà. Questo è il primo rigore per il rosanero quest'anno. Anzi no, questo è il terzo rigore, perché è stato una Favignana realizzato da Pisani, poi è stato un altro con il del Club Olimpia, sempre da Pisani. Adesso va Fiorentino contro Orlando, va Fiorentino in bocca a Orlando che respinge, tanta potenza, poca precisione, qui sbaglia Fiorentino il rigore. Poi ripartenza Alcamo qui del Jason e fallo di Fiorentino. Nel frattempo dentro Parrino, fuori Ripario. Sarà quindi calcio di punizione. Vediamo infatti sul punto di battuta Milazzo. Ha avuto qui una grossa occasione il Palermo, ma ha sbagliato il calcio di rigore. Fiorentino qui ha calciato in maniera un po' rivedibile il suo tiro dal dischetto, non perfetto, ma avevamo anche detto Orlando è un portiere molto alto, quindi insomma già copre una grande porzione di porta. Schema con Stellino che calcia, con Monteleone che calcia, palla fuori, calcio d'angolo. Ora arriva Manu. Parrino che invece lo anticipa ancora una volta col ginocchio. Non sbaglio a indicare io. Avevo detto rosso. Non sbaglio a indicare. Chinnici, La Fiora, Chinnici, c'è Di Chiara che scappa sulla fascia, adesso va al centro, libera lo spazio verso La Fiora che infatti riceve il pallone. Il passaggio sbaglia anche lui, poi si allunga il pallone Stellino, molto bene Chinnici ancora una volta a fare con un piccolo tocco con il mancino una finta tale da liberarsi lo spazio. Fiorentino nasconde il pallone, La Fiora finta e Orlando ancora una volta perfetto, ma che palla di Manuele Fiorentino qui. Si vuole sicuramente rifare dopo l'errore dal dischetto. Qui Fiorentino aveva messo anche La Fiora davanti alla porta. Orlando però è molto bravo nell'1 contro 1.
Fiorentino di ritorno da Chinnici, poi Fiorentino giù con Milazzo, non c'è nulla, poi si continua. Nel frattempo la Fiora con Parrino discutono i due. Nel frattempo Chinnici dice qualcosa a Milazzo, forse per non aver fermato il gioco, aver continuato a giocare. Minuto 23 della partita, 1-1 il risultato. Fiorentino, nel frattempo si riscalda anche Catania, che potrebbe fare il suo ingresso. La sua tecnica potrebbe dare anche nuova linfa, ma soprattutto delle soluzioni tecniche importanti. Di Chiara, poi Parrino un po' con le braccia si aiuta, ma intanto è time out quando il risultato è di 1-1. Piccolo momento di pausa al momento, con il risultato che vede un equilibrio. Nel frattempo mister Gentile chiama Fiorentino ad arrivare verso di sé per parlare un po' di questa partita. Vediamo quali saranno le soluzioni del tecnico rosanero. Al momento la squadra non sta giocando una brutta gara, però forse sta mancando qualcosa, ma sicuramente sono anche da evidenziare i meriti del Gesan, che attualmente sta comunque facendo una grande partita. Avevamo anche detto, una squadra della trasferta, 13 dei 19 punti totalizzati sono arrivati sempre lontano dal Palagrimaudo di Alcamo, e di conseguenza la formazione che tende ad imporsi anche in trasferta con un gioco piuttosto semplice, ovvero copertura, ripartenza, gol. Insomma, quello che un po' è successo difatti nel pareggio arrivato per il Gesan. Nel frattempo il fischio da parte del direttore di gara della sezione di Marsala. Vediamo, c'è un cambio, perché vediamo Catania al posto di Chinnici con Fiorentino centrale. Palla verso Parrino, Fiorentino in anticipo, Catania prova subito a illuminare il rettangolo di gioco verde. Fiorentino molto tecnico, qui subisce anche fallo. Destro-sinistro. Si chiedeva anche una munizione per Ripario, ma per Restellino, chiedo scusa, non per Ripario, che è uscito chiaramente. Fiorentino, la Fiora, Di Chiara. Poi Fiorentino ancora una volta prova a sgusciare per recuperare il pallone. Orlando sta sistemando i compagni per questo calcio d'angolo. Vediamo se ci sarà uno schema. Fiorentino va in mezzo, Catania con un velo, Di Chiara. Anche la Russa con il numero 77, posto di Milazzo, il capitano. Di Chiara in pressione alta. La Russa, Parrino, pressione alta di Fiorentino. Adesso è un uomo contro uomo, quindi vedremo tanti piccoli match all'interno di questa partita. La Russa si porta il pallone fuori, regala la rimessa con Catania che va lui a battere. Di prima Di Chiara, palla giusta, però è anche terminata in out. Era una buona idea quella di Andrea Di Chiara, non è arrivata poi nuovamente sui piedi del numero 20, ma si stavano per trovare con quest'asse piuttosto interessante. Fiorentino, Di Chiara che era stato convocato nel match di andata contro il Gesan, ma senza scendere in campo in quella sfida terminata, ricordiamo, risultato di 3-5 al Palagrimaudo di Alcamo, con i gol di Franco, Gennaro, La Fiora, Chinnici e proprio Ciccio Catania, che fece anche il primo gol della stagione rosanero. Adesso Catania ha avuto anche un infortunio nel corso degli ultimi mesi che non gli hanno permesso di scendere in campo. Adesso invece è tornato, e questa sicuramente è una grande notizia per mister Gentile, perché può contare anche sull'estero, sulla fantasia del numero 20, che
Lo scorso anno è stato uno dei migliori in termini di gol e assist, ma anche chiaramente di prestazioni. Fiorentino pressa, poi Catania aveva provato, poi si sono capiti i tre con... Al momento manca un po' il pivot, infatti la Fiora si alza adesso a fare la sua posizione perché l'abbiamo visto un po' troppo difensivo Vito La Fiora, lui che invece dovrebbe giocare forse nei metri quelli più vicini a Orlando, per dirlo così. La mia con Catania, buono il dribbling e poi la Fiora lotta, riesce sempre a tenere il possesso. Senza falli. Poi sbaglia la russa, questo non è nemmeno il primo errore da parte del 77 che già aveva sbagliato anche in precedenza sulla pressione di Catania, adesso invece sbaglia un facile appoggio, Di Chiara alza il pallone sbagliato, Monteleone. Fiorentino. Di Chiara. Ottimo qui il fraseggio, la Fiora. Catania. Parrino, qui sbaglia il dribbling, Parrino in avanti, Parrino e Fiorentino chiude. Qui brutto errore da parte di Catania che ha tentato un dribbling in una posizione un po' complicata. E qui Parrino infatti non si era fatto saltare, poi Monteleone fa meta. Fiorentino avanza il 27 verticale sulla Fiora, guarda la porta, apre Di chiaramente dentro per Catania che se l'è divorato tutto sul secondo palo, forse si aspettava una deviazione prima, poi Di Chiara nel frattempo elude la russa, poi Fiorentino, Catania ancora. Catania prova ad andare in mezzo a due, va giù. Poi Catania se la vede un po' con gli avversari. La Fiora con l'esterno apre verso Di Chiara lo spazio per poter esplodere con la sua velocità, va sul fondo, commette fallo questa volta la russa ed è anche cartellino giallo, forse anche quinto fallo, diamo adesso conferma, cercheremo di dirvelo. È il quinto. Nel frattempo dentro anche Vivarelli, fuori Di Chiara, buon ingresso da parte del 23, dentro il 7 Luca Vivarelli. Prova Franco. Uno al palo, raga. Minuto 29. E due sul palo, sulla palla. Prossimo intervento sarà, ricordiamo, tiro libero, però il tempo non è molto perché siamo quasi al 30°, ci sarà sicuramente un minuto di time out da recuperare e poi forse qualcosina di più, però insomma ipotizziamo un minuto e mezzo, 2 minuti, non di più di questo. Sicuramente bisogna essere allora forse un po' furbi nel conquistarsi questo calcio di punizione, ma dall'altro lato chiaramente Gestan cercherà di non intervenire per evitare di concedere una chance così ghiotta. Nel frattempo calcio di punizione con Vivarelli. Vito, vai più centrale, lì. Spostati un metro. Ciccio permesso per Vivarelli sul punto di battuta, se calcia o se crea invece uno schema. Va Fiorentino per la Fiora che aggancia e calcia. Prende sul polpaccio però Monteleone, dunque si continua. Fiorentino, e se punta Parrino, qui molto bravo il 19, poi palla in avanti sempre Parrino, Catania in anticipo. Fiora prova un aggancio molto complicato. Orlando poi chiaramente non ha fretta e adesso c'è anche un minuto di recupero. La mia vuole girarsi con Vivarelli che non concede spazio. Monteleone, ancora la mia, Vivarelli lo sta pressando, poi gli scappa, palla alta, Parrino la controlla anche in mezzo a due. Cosa stava per mettere giù qui Parrino? Ed è un po' una delle sue specialità, ovvero questi controlli un po' difficili in mezzo a due persone. Monteleone, la russa, c'è al centro la mia, si torna dietro, palla lunga, poi Fiorentino di testa. Mancano 30 secondi alla fine del primo tempo. Una gran bella partita, sicuramente non ci stiamo annoiando. Monteleone, la russa, passaggio lungolinea per Parrino e poi va bene così, dunque finisce il primo tempo con il risultato di 1-1. Una gara al momento molto molto divertente che si è aperta al primo minuto di questa gara con il gol di Antonio Pisani, poi il pareggio di Ferrara arrivato dopo non molto, ossia dopo 3 minuti. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo sui canali sportivi il secondo tempo della sfida. A dopo!
Contro salvezza in piena regola, quello che si gioca al Pala Cus di Palermo. Si chiude il 2024 per Cus, Palermo e Sporting Alcamo. Due squadre che hanno bisogno di rialzare la testa per pensare all'anno nuovo con maggiore forza e maggiore grinta. Qui subito palla gol per il Cus Palermo con la conclusione che si spegne alta. C'è stata anche una deviazione non ravvisata dal tandem arbitrale, poi si accende dall'altra parte Guarino con la palla in mezzo per Marco Quinario, che porta in vantaggio la squadra giallorossa all'esultanza del giovane fantasista, fiore all'occhiello anche della compagine Under 19 Cussina, che sblocca il risultato tra le mura amiche. Non ci sta però lo Sporting Alcamo, che alla prima vera occasione da gol realizza subito il gol del pareggio. Lo firma Di Gaetano con questa punizione beffarda, più piazzata che forte, ma che va comunque a battere lo Piparo per l'1-1 immediato della squadra bianca e blu, che poi deve resistere agli assalti del Cus Palermo. Qui una palla in mezzo, Guarino non la riesce a mettere alle spalle del portiere avversario, poi cerca ancora il quintetto bianco-blu di calciare, conclusione di Parrino respinta da Lo Piparo, poi tentativo di Guarino dalla distanza sugli sviluppi di una palla inattiva, sfera che si perde sopra la traversa. Torna ad attaccare con una certa insistenza la squadra di Isgro, che qui ancora con questa giocata di Moncada al centro, con l'erroraccio di Biscari sotto porta, avrà comunque modo di rifarsi il giovane pivot del Cus Palermo, che intanto si gode il primo gol in questa avventura giallorossa di Ciccio Moncada, e la rete del 2-1 che riporta avanti la formazione palermitana. Proprio poco prima della fine del primo tempo c'è però spazio ancora per un'opportunità per lo Sporting Alcamo, che va ad un passo dalla rete del secondo pareggio. Poi con le immagini realizzate da Andrea Germanò passiamo al secondo tempo, che si apre con un miracolo da parte di Lo Piparo su questa imperversata della squadra alcamese. Poi dall'altra parte subito l'azione insistita e la rete del 3-1 realizzata da Mirko Guarino, e il gol che porta per la prima volta sul +2 il Cus Palermo. L'esultanza prima verso la tribuna, poi con i compagni di squadra per il capitano del Cus Palermo che qui deve difendersi dall'avanzata ancora di Di Gaetano, ben respinto dalla difesa di casa, che poi cerca la ripartenza nell'azione successiva, e allora è praticamente un 2 contro 0 con la palla per Quinario, a tu per tu con il portiere, la respinta, poi la palla ribadita in rete, e l'esultanza è il 4-1 per il Cus Palermo, che scappa via nel punteggio ancora con Mirko Guarino, che guarda la tribuna, esulta ancora una volta con la gente che è venuta a sostenere il Cus Palermo per questa partita fondamentale, partita sulla quale mette ancora lo zampino Ciccio Lo Piparo con una grande parata, poi ancora un contropiede, questa volta Biscari non può sbagliare, Biscarino sbaglia, e il gol del 5-1 marca ancora il tabellino dei goleador, il giovane pivot, una delle più belle scoperte di questo inizio stagione molto complicato per il Cus Palermo. Qui Sporting Alcamo che non ci sta a venire messo sotto così dagli avversari, però la palla gol sprecata che abbiamo appena visto grida vendetta, e allora dall'altra parte ancora Cus Palermo che attacca con la palla messa in mezzo, e la rete del 6-1 e l'esultanza di gruppo qui con Quinario, che ha servito veramente un cioccolatino al suo compagno di squadra nel finale. C'è gloria ancora una volta per Di Gaetano, che piazza un'altra bella punizione, questa volta sotto la traversa, e la rete del 6-2 dopo la rete realizzata in precedenza ad Ascianna. Ma non c'è più tempo, torna a vincere il Cus Palermo e lo fa in maniera roboante tra le mura amiche contro lo Sporting Alcamo. Marco lo conosciamo tutti, queste partite poi lui se esce fuori per l'avversario sono brutte notizie. Oggi è stato un grande capitano, ha trascinato la squadra, è riuscito a portare questa vittoria a casa, ma sono stati bravi tutti a reagire, perché non è stata una partita facile, è stata una partita difficile. Loro difendevano bene, aspettavano di uscire fuori con i contropiedi, e ci hanno fatto male con molti contropiedi, però l'abbiamo portata a casa e questa era la cosa importante. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo. Primo tocco rosanero con Nicchia, e si ritorna in campo quindi con Chinnici, Vivarelli, Pisani, Nicchia e Calì. Dall'altra parte invece vediamo Ripario, Parrino, poi Monteleone e Ferrara.
momento quindi entrambi i giocatori che hanno segnato sono in campo, Ferrara da un lato, Pisani dall'altro. Al momento è Pisani il pivot, vediamo se rimarrà tale o se magari sarà Nicchia poi ad andare in quella posizione. Vivarelli, buono qui l'anticipo su Parrino, si aiuta un po' troppo con la maglia ed è calcio di punizione rosanero. Nel tempo sentiamo anche la voce di Orlando che chiama Ripario in questo caso. Pisani cambia tutto verso Vivarelli, però qui Ferrara invece a chiudere in anticipo con la punta. Il Chinici mette dentro Nicchia, la tocca ma non la tiene, si autolancia Ripario, apparecchia per Parrino che batte Calì e fa il gol dell'1-2. Quindi si presenta benissimo con il nuovo club Francesco Parrino. 1-2, batte Calì nell'1 contro 1 e sulle contropiede la rete. Occhio! Sbaglia Chinici, Parrino per Ripario con la punta, si getta Calì e la tocca, forse no, forse sì. Quindi calcio d'angolo. Va bene. Sbaglia qui Monteleone, aveva messo un po' in controtempo il proprio compagno. Chinici, Vivarelli, poi Chinici. Le finte, Chinici ubriaca tutti, poi Monteleone nel raddoppio, molto bravo. Orlando, pallone lungo con Nicchia, anzi con Parrino che si gira su Vivarelli e poi lo salta ed è anche pallone fuori. Anzi no, calcio di punizione, fallo di Vivarelli. Non ne avevamo capito, poi Tegara ha spiegato la sua dinamica, ha dato il vantaggio per far continuare, poi però la palla è terminata fuori, di conseguenza ha deciso di sanzionare il contrasto, quindi calcio di punizione, insomma quello che è successo. Andrà Ferrara sul punto di battuta, vediamo anche Monteleone lì vicino, va sul fondo, palla dentro e poi non entra per veramente una questione di centimetri, perché Califfa ha spaccata la toccata e l'ha levata dalla porta praticamente. Sembrava anche entrata questa palla quasi da qui. Chinici, uomo esterno. Pisani il dribbling, non riesce, Ferrara e Calì. Questo è un miracolo del portiere. Parrino cerca il secondo palo, Calì col petto, ancora una volta sfodera le sue parate Calì. Quest'anno è una stagione meravigliosa per lui. Monteleone fa troppo forte il suo tiro e dunque calcio rimessa dal fondo. Chinici, Pisani, Vivarelli per Pisani, punta all'uomo, Pisani, palla in cosa sulla sola, cerca il secondo palo, Vivarelli non arriva, Orlando chiaramente ben messo. Uscita! Tempo si chiama uscita dalla pressione con Monteleone. Ferrara va a chiamare Ripario, poi Nicchia fa un grande lavoro, Nicchia in mezzo a tre, subisce falli, ne ha presi credo almeno 2. E sarà calcio di punizione con Chinici che dice è da lì che si batte. Tempo. Frattempo Orlando sta sistemando la barriera, dice uno scalare, quindi uno rimane un po' più sopra, l'altro invece un po' più indietro. Aspetta, posso entrare?
Che sta combinando? Tempo fuori Chinnici, dentro Fiorentino, ma credo sia un cambio di qualche secondo. Metti da quel lato pronto per tirare, da quel lato pronto per tirare. Luca, pronto pure tu. Andrà Pisani, vediamo se calcia. Va verso la porta, Orlando a mano aperta, poi si continua, non c'è nulla nello scontro con Liborio, Ripario, Monteleone, tocca Nicchia, palla che rimane lì con la suola, Nicchia non passa il pallone, poi Vivarelli apre, Fiorentino, Orlando forse con il volto, che parata. Poi Orlando si infuria con i propri compagni, dice qua chi c'è, indicando un giocatore rosanero. Pisani cerca la porta, Ferrara si immola e continua ad urlare il portiere, che effettivamente è uno dei migliori in campo questo pomeriggio. Ciccio! Pisani, palla dentro, Nicchia va giù, Monteleone, si continua, Fiorentino, poi fallo in attacco. C'è fallo, tempo fuori Vivarelli, dentro Chinnici. Pisa, alla prossima vieni. E poi mister Gentile chiama anche Pisani. Parrino, pressione di Fiorentino, palla dietro un po' rischiosa, esce bene Monteleone, poi Ferrara, pressione alta, ancora Fiorentino, va giù, fallo di Parrino. C'è anche il giallo per il 19. Sarà quindi calcio di punizione con Chinnici a battere. Oh, Franco, raga. Fallo arrivare. Se non c'è fallo arrivare. Andrà Chinnici, ma c'è anche Fiorentino vicino a lui, li vediamo infatti qui. Chi va? Chinnici per Fiorentino, la controlla nuovamente Chinnici, apre sulla sinistra, Pisani finta, va sul destro, si ferma, un po' messo in difficoltà anche perché ci sono due uomini in maglia rossa, imbucata ancora Pisani che prova a calciare, Monteleone ancora una volta perfetto in fase difensiva, grande gara per il fatto. Palla lunga, Fiorentino la controlla sulla pressione anche di Ripario, viene un po' comandato dai compagni perché lo vediamo che su tutti i movimenti dicono ok adesso vai, adesso non vai, scala, e infatti vediamo anche adesso Chinnici, Orlando la para, poi Pisani non perfetto nell'aggancio, Parrino ancora una volta sempre molto duro, poi palla dentro ancora, la controlla Francesco Pario, si gira col destro, vuole calciare, poi cerca invece un assist forse ancora più giusto del tiro. E qui stava per fare una grande giocata, poi Nicchia lotta contro tutti, Fiorentino, Pisani è un 2 contro 1, cerca il passaggio, Nicchia non ne viene servito, Monteleone ancora una volta si mette davanti ed è anche l'ultimo a non toccare il pallone perché l'ultimo è Pisani. Insomma, per ora è un po' una piccola guerra in campo perché si sta giocando tanto dal punto di vista fisico. Passaggio un po' rischioso, Monteleone va lunghissimo. Poi fuori Parrino, dentro Milazzo, Fiorentino, Chinnici sul sinistro, cerca il pallone dentro Pisani, spaccata Orlando. È molto bravo quel portiere a rimanere in piedi fino all'ultimo, grande palla di Chinnici, sfortunato un po' Pisani, o forse non troppo cattivo ad arrivare su questo pallone. Nicchia e poi Chinnici, il cervello di questa squadra. Fiorentino, le finte, salta l'uomo, poi Monteleone con tanta esperienza si mette lì e non va nemmeno sul pallone, ma lo lascia scorrere. Nel frattempo dentro dichiara fuori Pisani. E dunque il pivot è Nicchia adesso. Fiorentino col tacco, libera Chinnici, palla dentro, chiude ancora in anticipo Monteleone che forse è il migliore in campo quest'anno. Poi Fiorentino
Nicchia con la suola salta tutti, poi Di Chiara si contiene, che dava forse un fallo, poi palla dentro, Fiorentino finta, va sul mancino, apparecchia, Di Chiara può calciare con la punta! Di Chiara! Il cambio di Mister Gentile funziona alla grande, Di Chiara con la punta, con tutta la potenza, fa 2-2. Nel frattempo Kalidic ha l'idea di cumulare gli interventi irregolari. Secondo lui qualcuno ce n'è stato, forse quello su Nicchia, in precedenza aveva saltato Monteleone ma aveva ricevuto prima un calcio, però ha fatto continuare in quel caso. Poi Milazzo scontro con Fiorentino, dice di non averlo toccato, Mister Gentile si era un po' arrabbiato col 27, dice non l'ho toccato, però Di Tregara dice che è fallo e di conseguenza calcio di punizione. 2-2 risultato quando sono passati 41 minuti di gioco. Michela che torna tra i convocati e segna, confermando quello che è il suo ottimo momento. Lui che ha segnato anche nella gara contro l'altra squadra alcamese, ovvero il Bonifato Alcamo, gol dell'1-0 in quel caso. Schema Ferrara, calcio d'angolo, schema per Milazzo che calcia, Chinnici la prende con l'addome, poi dichiara passaggio un po' velenoso, riesce comunque a seguire i compagni. Fiorentino, c'è il pallone da Chinnici, poi col tacco glielo rilascia nuovamente lì, si inserisce sempre Fiorentino, lo spazio per poter creare un'occasione, Fiorentino va sul mancino, cerca la porta, deviazione doppia, tripla e poi Ripario si ferma ma sbaglia ancora una volta la scelta. Non una buona gara per il 22, però dice non vi ho visti, forse aveva bisogno che qualcuno gli chiamasse l'uomo in realtà, perché dichiara Fiorentino va sul destro e calcia, questa volta ottima invece Ripario e allontana Milazzo per questo controllo del capitano, poi palla dentro ancora, chi dice anticipa Ripario che però è lì pronta a pressare, Milazzo prova anche a calciare con una deviazione forse di nicchia, forse no, perché infatti fa continuare il dietro di gara il possesso rosanero. Fiorentino dichiara trova l'imbucata ma sbaglia, regala il pallone qui a Ferrara, buon lavoro, lo insegue sempre classe 2001 Ferrara, libera Ripario ma non è un buon pallone. Fiorentino, c'è il taglio di nicchia, vede e dichiara, forse un po' sbagliato il modo di passare il pallone in questo caso. Milazzo, per tempo ritmi adesso sempre alti, però c'è tanta stanchezza in campo perché si vedono tanti errori. Ripario contro Chinnici, si fa valere fisicamente ma non è tecnicamente, Chinnici riparte, poi Nicchia è veloce con Monteleone, c'è tanta parte Chinnici che il passaggio non riesce, poi palla che passa, Nicchia ancora, Orlando bravissimo a intervenire, poi non c'è nemmeno un momento di pausa perché fa subito correre Milazzo che poi un po' sì, che la prossemica fa quasi un cenno come a dire ok ma sono solo, seguitemi. Fiorentino, nicchia, Chinnici, può ripartire il Palermo. Poi nicchia, deviazione. Poi Fiorentino, Monteleone qui. Ferrara cercava una deviazione su Fiorentino. Non positivo, è pronto a entrare, è pronto anche la Fiura, forse per nicchia. Che sta giocando una buona gara però. Chinnici da fuori, Orlando mette i guantoni lì nel punto giusto. Andrà di Chiara, poi Chinnici cerca un traversone verso nicchia, ben coperto un po' la difesa alcamese. E dunque calcio d'angolo con Emanuele Fiorentino, schema per Chinnici che calcia più volte, abbiamo visto questa soluzione con Chinnici calciare verso la porta. Nell'ultima Orlando ha fatto un grande intervento. Dichiara nicchia,
con la punta. Chinnici non si fida del destro, infatti serve Nicchia poi con l'esterno, passaggio in orizzontale leggermente velenoso. Tempo dentro la mia, Nicchia vuole il destro, se la crea Nicchia! Orlando mette in calcio d'angolo, che personalità questo ragazzo! Nel frattempo le urla di Orlando su tutti, poi Chinnici calcia di testa dopo il paccio però di Liborio Ripario, poi in mezzo a due Monteleone dichiara perfetto nel raddoppio, c'è tanto cuore adesso. Nicchia è un 4 contro 1, impossibile. Nicchia fa tutto solo, poi si ferma per Fiorentino, prende Monteleone ed è calcio d'angolo. Nicchia per Fiorentino, vediamo cosa inventa. Fiorentino sul destro, prende un calcio da parte di Guido Lamia. Orlando dice di no, fuori Nicchia, dentro la Fiura, dentro anche Parrino, fuori Ripario. Adesso sarà calcio di punizione, minuto 46, gara aperta praticamente a tutti i risultati perché stiamo 2-2 nel risultato. È un pomeriggio veramente molto molto bello dal punto di vista calcistico perché entrambe le squadre stanno giocando una grande partita e ci stanno veramente regalando tante emozioni. Nel frattempo quindi calcio di punizione con Chinnici che calcia, ma attenzione anche a Fiorentino e la Fiura che... Chinnici per la Fiora che calcia Orlando, poi non riesce nel tapping successivo. Fiorentino, Calì, Chinnici, pressione alta, palla in verticale la Fiora, destro sinistro, grande magia, poi prova il mancino, gira dall'altra parte però Fiorentino, forse doveva servirlo qui la Fiora. Si fa vedere di Chiara da pivot, tiene bene il pallone, non prova il dribbling, ma piuttosto torna dietro. Chinnici cerca un mix tra un tiro e un cross, forse più un passaggio in realtà, perché non sembrava proprio un tiro. Fiorentino, finta, molto molto bene. Fiorentino da fuori, Milazzo, poi Parrino prova a farsi valere con il fisico, Fiorentino però la meglio con un piccolo rimpallo, la Fiora scivola la mia, Di Chiara può puntare l'uomo, va al centro, Chinnici col velo, Fiorentino adesso sinistra, prova a obliacare Fiorentino con la punta non riesce a servire il compagno, poi Parrino, fallo sulla Fiora ed è giallo. Ed è giallo per la Fiura che dovrebbe essere diffidato se non ricordiamo male, adesso daremo conferma poi successivamente. Nel frattempo si alza la panchina Franco, forse per Di Chiara, forse per Fiorentino. Di Chiara è entrato dopo, sta facendo una buona gara, Fiorentino è entrato prima, però Fiorentino è molto importante in questo momento, quindi insomma, bisogna capire. Nel frattempo la mia prova una conclusione mancina molto molto difficile. Di Chiara, punta Milazzo, vediamo talta l'uomo, Di Chiara va sul destro, può calciare, poi apparecchia per Chinnici, poteva forse anche cercare il tiro, qui Di Chiara invece è stato forse un po' troppo altruista. Poi Fiorentino da fuori, deviazione, calcio d'angolo, quando mancano 11 di gioco. Alla fine Di Chiara cerca di avvicinarsi al capitano La Fiura, ma il pallone non arriva. Fiorentino apre verso Di Chiara, le finte, esterno Fiorentino ancora, portato verso l'uscita, poi esterno la tiene ancora in campo, che palla per Fiorentino, l'uscita di Orlando miracolosa, ma che pallone gli ha dato Di Chiara che poi va a contrastare e commette anche fallo, dice di no ed è anche giallo per Di Chiara, ed è anche giallo. Sembrava sul pallone da qui, però l'arbitro chiaramente è più vicino di noi, quindi ci fidiamo della sua decisione. Rimasto giù la mia, nel frattempo Orlando a parlare con il tecnico, una grande partita per Fabrizio Orlando.
portiere che sta facendo veramente la differenza questo gioco in campo, più e più parate. Nel frattempo si chiede un po' di ghiaccio per la mia che... Vediamo se è il quinto fallo. È il quinto fallo, dunque dal prossimo sarà tiro libero. Questa è una buona notizia per il Jason che potrà ambire anche a questo tipo di soluzione. E anche time out chiesto dal Jason sul risultato di 2-2. Al momento mancano 9 minuti più qualcosina chiaramente da recuperare, perché ricordiamo il time out vale 1 minuto di tempo e quindi, o meglio, è almeno 1 minuto, ma solitamente le squadre se lo prendono tutto. In realtà potrebbero anche prendersene 20 secondi per esempio, ma è un po' qualcosa di inusuale. Assistiamo a 1 minuto pieno, insomma, di riposo. Nel frattempo sia mister Gentile qua sta parlando, perché anche con il DS Fabio D'Alessandria, il vice allenatore di questa formazione, un importantissimo all'interno del gruppo, stanno parlando con i propri ragazzi, in particolare con la Fiora e Chinnici. Nel frattempo fuori dichiara dentro Franco, quindi Franco, Fiorentino, la Fiora, Chinnici e Calì, forse il miglior quintetto possibile al momento in campo. D'altra parte invece abbiamo Stellino, Ferrara, Milazzo, Parrino e chiaramente Orlando. Infatti qui mister Gentile ricorda ai propri giocatori di essere al quinto fallo e quindi insomma non l'ha detto, ma sicuramente quello che pensa è occhio, perché adesso si rischia un po'. E andrà Milazzo sul punto di battuta, cambia lato. Nel frattempo si accendono le luci e qui migliora anche un po' la qualità del video, chiaramente. Fiorentino con Stellino che non trova la palla, prende l'aria in questo caso, poi Parrino può girarsi con la Fiora, Franco gliela ruba, ma anche l'ultima a toccare effettivamente con l'esterno. Parrino, Milazzo dentro verso Stellino, si era anche inserito bene il 21, ma non ha trovato il modo di deviare in porta. C'erano chi dice Fiorentino comunque lì vicino, oltre chiaramente il portiere Calì. Fiorentino, Occhio Salvo, seguiloci. Chinnici e poi fallo di Stellino. Ed è quinto fallo anche per il rosanero, un po' dolorante qui Lorenzo Chinnici, utilizzare un eufemismo un po', in realtà è molto dolorante. E sarà calcio di punizione, dice il direttore di gara, signore Sebastian Colletta, dice fischio io. C'è Chinnici, c'è Fiorentino, Orlando che qua sta comandando tutti come se avesse quasi un joystick a dire ok tu vai lì, ha chiamato Salvo, in questo caso è Salvatore Milazzo. È uno schema con Chinnici che apre per Franco, non ci è arrivato Orlando che la tocca ma non basta, Nazareno Franco fa 3-2 ed esulta con il pubblico vicino. Nazareno Franco, funziona a meraviglia quest'asse e Franco forse abbraccia il mister, vediamo. No, abbraccia di chiaro anche adesso anche il mister. Milazzo calcia da fuori, palla fuori. Adesso mancano 5 minuti più qualcosina da recuperare, 3-2 risultato. Frattempo pressione molto alta da parte del Jason, la Fiora, l'anticipo di Ferrara, molto bravo qui con una spallata chiaramente regolare a
battuto in questo caso nel mismatch la Fiura. Parrino, palla dentro per Ferrara, chiude Chinnici, poi Franco la tiene lì e Chinnici invece va giù, rischia tanto perché c'è la pressione di Ferrara, la vuole tenere quasi sulla bandierina, un po' quasi come se fossimo a calcio a 11, ma un altro sport è quello. Palla dentro Parrino, la palla è passata e Parrino non se lo fa ripetere. 3-3. E l'ha pareggiata immediatamente il Gesan, subito con Parrino. L'avevamo detto, era un acquisto, quello suo ma anche quello di Monteleone, chiaramente, che potevano fare la differenza, ed effettivamente Parrino fa doppietta, Monteleone non ha segnato, ha fatto una partita stratosferica, di conseguenza la differenza, possiamo dirlo, la stanno facendo. Fiorentino va sul destro molto bene, cerca anche la porta. Palla lunga, Chinnici, testa è molto alto 2 volte, poi Parrino la controlla, la appoggia verso Monteleone, Franco gli leva un facile gol, probabilmente perché sarebbe stato soltanto contro Calì. Da quella distanza insomma era forse più difficile sbagliare che farlo. Fiorentino per la Fiura, che quindi riceve 1-2 con Chinnici, palla ancora in campo, la Fiura. Chinnici va sul destro, buon lavoro, poi col petto Monteleone. Fiorentino si cerca forse un intervento irregolare, Fiorentino nasconde il pallone, Fiorentino apparecchia per la Fiora, Orlando molto bene qui con i pugni a respingere, Parrino riparte con Chinnici che gli chiude la strada, poi però rischia un po' e Parrino infatti commette un'ingenuità perché De giallo nel frattempo per Capitan Milazzo, sarà tiro libero e andrà a Vito la Fiura. Diciamo un po' un'ingenuità da parte di Parrino perché ha spinto Chinnici, però tanta ingenuità, forse anche un po' eccessiva, però, perché sì, la spinta ci sta, però non era tanto veemente, un po', insomma, ha fatto valere il regolamento sicuramente il direttore di gara e dunque tiro libero. Va la Fiura e non è Fiorentino. Il capitano Vito la Fiura al minuto 58 la possibilità di far esplodere il Toccia. Vediamo come calcia Vito la Fiura. Fiora contro Orlando, lui che ha fatto l'ultimo tiro libero rosanero, segnando tra l'altro contro gli Emiri. Va la Fiora, la piazza, ma forse un po' troppo, palla fuori, si riparte con Chinnici. Chinnici con la punta anche lui, si è messo in proprio, non ci è riuscito. Palla intercettata, Fiorentino! Cosa ha combinato? Ruba palla, mostra i muscoli, tocco sotto, morbido, traversa, insomma, Emanuele Fiorentino, in poche parole, è questo, 4-3. Su un passaggio rischiosissimo da parte della difesa, non ne siamo sicuri di... Forse Ferrara, se non abbiamo visto male, che ha sbagliato questo passaggio e ha concesso a Fiorentino questo pallone, poi lui contro Orlando il tocco è il suo, poi conclusione da fuori di Monteleone con la punta, palla fuori, minuto 59, manca un minuto più recupero. Calì, Franco in avanti, cerca la porta, trova una deviazione, rimessa laterale, manca veramente poco, 30 secondi più recupero, Franco sbaglia il passaggio, poi Chinnici la vuole tenere lui, Franco verso il centro del campo, Franco ancora una volta si infila, Franco, e qui forse c'è rosso per Parrino perché era già ammonito, giallo, rosso, e dunque tiro, però Parrino era già ammonito, attenzione, bisogna capire perché è stato ammonito.
Però Parrino era stato già ammonito. Parrino rimane in campo, ma dovrebbe essere stato già ammonito. Siamo già sul recupero. Però forse evidentemente l'espulsione, il giallo di piano non era per lui. Va Fiorentino! E chiude probabilmente la partita. 5-3. Emanuele Fiorentino mostra ancora i muscoli. E lo può fare quest'oggi. Frattempo si torna in campo con Milazzo, si gioca col quinto di movimento, minuto 61, vediamo quanto manca, ma non crediamo che manchi molto. Monteleone e Orlando addirittura a fare l'attaccante, quindi fa il quinto di movimento, Monteleone spara in alto. E poi lo stesso Orlando va in porta, insomma un portiere di tutto fare, effettivamente è uno dei migliori in campo, insieme a Monteleone, anche Parrino. Per i suoi, Franco, la Fiora la può chiudere, Franco per la Fiora! 6-3, dilagano adesso! Vuole vedere tutti, vuole sentire soprattutto tutti, Vito La Fiora. 6-3. Parrino, dunque 6-3 il risultato, adesso forse un po' troppo eccessivo per ciò che è stato visto in campo, vista che è stata una gara molto equilibrata. Poi nel finale i rosanero hanno dilagato, però c'è stato un risultato di pareggio praticamente per tutta la gara, quindi insomma Franco va in contropiede e poi va bene così, finisce 6-3 la partita, vince il Palermo Futsal Club e continua a rimanere in vetta nonostante un ottimo Jason, vince dunque con il risultato di 6-3. Una grande partita nel finale, Fiorentino ha mostrato i muscoli e la tecnica in campo e ha portato i suoi a una incredibile vittoria, una grande vittoria dopo anche un piccolo svantaggio nel corso della seconda frazione che comunque ha portato i rosanero a vincere, poi anche con il sigillo finale di Vito La Fiora. Nel frattempo noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia, qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto, vi ringrazio e alla prossima!